13ª giornata del campionato provinciale Under 17, si gioca al comunale di Villafranca. Un cordiale saluto amici sportivi, ben ritrovati con le telecamere della Wii Sport pronte per raccontarvi della sfida tra Villafranca Messana e Don Peppino Cutropia. I padroni di casa vengono dalla vittoria rimediata nell'ultimo turno sul campo di Torre Grotta, partita finita per 2-1 per la formazione di Mister Foti, che quest'oggi si ritrovano di fronte ai ragazzi del Don Peppino Cutropia, che invece vengono dalla straripante vittoria ottenuta l'ultimo turno ai danni della formazione del Salina Young, partita finita addirittura per 9-2. Abbiamo visto insieme, grazie all'aiuto delle nostre grafiche, gli 11 scelti dai due allenatori per scendere in campo quest'oggi. L'ingresso in campo delle due squadre: completino come sempre total white per la Villafranca Messana, completino azzurro con inserti rossi per il Don Peppino Cutropia. Si aspetta soltanto il fischio iniziale da parte del direttore di gara. Prima i classici saluti di rito a centrocampo, come sempre rivolti alle tribune gremite da tifosi. Il primo possesso sarà gestito dal Don Peppino Cutropia, che dopo appena un minuto passato sul cronometro del direttore di gara si ritrovano in vantaggio per questo regalo della retroguardia della Villafranca Messana. Retropassaggio di Messina per Basile, che non arriva sul pallone, che dunque si spegne in rete. È 1-0 per il Don Peppino Cutropia con questa autorete clamorosa della Villafranca Messana. Probabilmente un rimbalzo ha ingannato l'estremo difensore della Villafranca Messana, che non è riuscito ad allontanare la sfera, che si è spenta dunque in rete. E subito il vantaggio del Don Peppino Cutropia. La Villafranca Messana deve dunque subito inseguire e ci proverà al quinto minuto a rispondere con questa azione personale da parte di Spanò, che poi libera il passaggio per Ruggeri, che prova a calciare ma non controlla bene il pallone. Poteva essere una grande occasione perché la porta era totalmente sguarnita. Ancora il numero 10 Spanò che porta il pallone, questa volta lo serve ad Amato, che è in posizione regolare. Amato con la punta ci pensa lui a tornare in parità. È 1-1 adesso al comunale di Villafranca. Samuele Amato firma il gol del pari. Villafranca Messana che ritorna in partita quando siamo al 17° minuto di gioco della prima frazione di gara. Il numero 6 ha portato sul pari il punteggio. È 1-1 adesso. La Villafranca Messana adesso ci crede e continua a spingere in avanti. Bello l'assist anche del numero 10 Nunzio Spanò. Ancora Villafranca Messana in avanti. Qui il cross all'indirizzo di Padaneger, ci arriva di testa, in qualche modo riesce Ragno ad allontanare il pericolo. Grande occasione ancora per la Villafranca Messana per portarsi in vantaggio. Dall'altro lato il Don Peppino Cutropia conquista un calcio d'angolo che proverà a sfruttare qui la girata, ma nessun problema per Basile, che riesce a bloccare senza problemi la sfera. Siamo al 27° minuto di gioco quando la Villafranca Messana conquista un calcio di punizione interessante affidato al solito Nunzio Spanò, che non riesce però a far abbassare la palla, che dunque si spegne ampiamente alta sulla porta protetta da Ragno. Ancora la Villafranca Messana, qui Ruggeri in azione personale prova a calciare, una deviazione, il pallone che resta lì ancora per Samuele Amato. Il classe 2002 sigla così la sua doppietta personale ed il gol che ribalta la situazione. La Villafranca Messana trova il vantaggio e 2-1 adesso al comunale di Villafranca di Rena. La doppietta personale da parte del numero 6, che viene a festeggiare così sotto le nostre telecamere. E 2-1 della Villafranca Messana, che ha trovato il vantaggio, adesso sta conducendo la gara. Il Don Peppino Cutropia non si arrende e dall'altro lato prova a rendersi pericoloso con Romeo, che calcia col sinistro ma non c'entra il bersaglio grosso. Lo stesso Gabriele Romeo che proverà a sfruttare questo calcio di punizione scodellando il pallone dentro l'aria e così riesce ad allontanare la retroguardia della Villafranca Messana. Il pallone che resta lì, il tiro verso la porta e la clamorosa traversa colpita dal Don Peppino Cutropia. Quando siamo al 40° minuto del primo tempo ci si avvia verso la pausa. La Villafranca Messana prova a concludere il primo tempo in avanti. Qui Ragno però in due tempi fa sua la sfera. Arriva anche il duplice fischio da parte del direttore di gara, che pone dunque fine alla prima parte di gara. Il parziale di 2-1 dopo un bel primo tempo. L'iniziale vantaggio del Don Peppino Cutropia causato da un'autorete della Villafranca Messana, poi la doppietta del classe 2002 Samuele Amato, che sta fin qui decidendo l'incontro. Si può tornare in campo con la seconda parte di gara, con la Villafranca Messana che prova subito a rendersi pericolosi in avanti. Qui il pallone all'indirizzo di Padanè, bravo a liberarsi di un avversario. Padanè con il destro calcia male però e non c'entra lo specchio della porta. Il pallone che si spegne al lato. Adesso il Don Peppino Cutropia che prova a farsi vedere in avanti. Qui ci prova con il proprio numero 10 Camattari, che prova a calciare dalla lunga distanza, non impensierendo però Basile. È sempre il Don Peppino Cutropia però in avanti. Qui ancora Romeo che lancia lungo, il pallone che in qualche modo finisce a Rando, che prova a calciare anche lui da troppo lontano, anche lui non c'entra lo specchio della porta. Il Don Peppino Cutropia è vivo e allora la Villafranca Messana prova a cambiare qualcosa. Usciranno infatti Padanè e Rizzo per far spazio a Delisi e Bosco, ma è sempre il Don Peppino Cutropia in avanti a conquistarsi un calcio di punizione, qui con Romeo che sembra voler essere lui a incaricarsi della battuta. Parte Romeo con il destro, una bomba sul quale Basile non può nulla, si spegne sotto il 7 ed è 2-2 a Villafranca. Ha ritrovato il pareggio il Don Peppino Cutropia grazie alla splendida rete del numero 8 Gabriele Romeo. La rivediamo a rallenti.
potentissimo il suo destro, Basile forse la tocca ma non può allontanare, e 2-2 dunque il Don Peppino Cutropia che ritorna in partita. Altro cambio per la Villafranca Messana, c'è spazio anche per Pellizzeri ma è sempre la formazione ospite a farsi vedere in avanti. Qui ancora il calcio di punizione con il pallone spedito in mezzo e l'occasione clamorosa ancora una volta per Rando quando siamo al 26esimo minuto del secondo tempo. Il numero 4 però manda a lato la Villafranca Messana che prova a farsi rivedere in avanti per provare a tornare in vantaggio. Qui il tentativo però è smorzato, Ragno senza problemi fa sua la sfera in due tempi e ancora la Villafranca Messana però a provarci in avanti qui con Ruggeri. Bravo, lungo l'out di destra, mette questo pallone in mezzo, nessuno però riesce ad arrivarci. Ci aveva provato Delisi che però non è arrivato in tempo sulla sfera che dunque si spegne al lato. Si resta sul 2-2 quando ancora il Don Peppino Cutropia in avanti qui con Camattari che si gira, calcia Camattari, la deviazione di Basile sulla traversa, poi il direttore di gara ferma tutto per posizione irregolare, ma che occasione per il numero 10 del Don Peppino Cutropia. Splendida anche la parata di Basile, sempre la formazione ospite in avanti, qui il pallone per Romeo che è tutto solo in area di rigore, ha tutto il tempo per stoppare e metterla all'angolino basso e fare 2-3. Il Don Peppino Cutropia è passato in vantaggio, è cambiato nuovamente il parziale al comunale di Villafranca Tirrena, la doppietta del numero 8 che adesso porta in vantaggio la sua formazione e 2-3. Sta succedendo di tutto, la Villafranca Messana sul finale prova a riprenderla per l'ennesima volta, l'occasione ancora per Ruggeri che si fa murare una volta, poi rimane giù ma non c'è nulla per il direttore di gara, può allontanare la retroguardia del Don Peppino Cutropia che aspetta soltanto il triplice fischio da parte del direttore di gara che arriva in questo momento e allora finisce qui la battaglia. Il direttore di gara pone la fine alle ostilità, finisce 2-3 per il Don Peppino Cutropia, una splendida gara. E allora anche per questa settimana dalle telecamere della Wii Sport è tutto, noi vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima.